Amici e amiche della pallavolo, bentornati a Porto Torres, al Palazzetto delle Città Unite, per un nuovo incontro di pallavolo, esattamente la gara 1 della finale regionale di C femminile, che mette di fronte Quadrifoglio Porto Torres e Cus Cagliari. Due squadre che sono arrivate a questo appuntamento vincendo i rispettivi gironi e i rispettivi gironi della pool promozione. Adesso è il momento del confronto diretto che si giocherà nell'arco delle 2 gare su 3. Ognuna delle due squadre deve vincere una partita in casa e una in trasferta, oppure, se si dovesse andare alla bella, 2 delle 3 partite su cui si articola la gara. In palio la promozione nella Serie B2 femminile nazionale. Le squadre sono appena entrate in campo. Alla sinistra dei vostri teleschermi c'è la Quadrifoglio Porto Torres, il Cus Cagliari risulta sulla destra. Due squadre che vengono da percorsi un po' diversi, perlomeno nell'ultima fase del campionato. Il Cus Cagliari ha vinto tutte e 6 le gare della seconda fase stagionale. La Quadrifoglio ha invece dovuto soffrire di più, ne ha vinte 4 su 6 e si è guadagnata il diritto a disputare questa finale solamente pochi giorni fa, nell'ultima gara in programma, che l'ha vista superare per 3-0 l'Aquila Cagliari. La partita è affidata alla guida degli arbitri Fabio Gini e Simonetta Dore. Fabio Gini di Cagliari, ex arbitro di Serie A, Simonetta Dore anche lei con lunga esperienza nei campionati regionali. Discuteva il mio tecnico che probabilmente l'altezza di Fabio Gini impallerà un po' la ripresa. Abbiate pietà, non potevamo fare altrimenti. Intanto le due squadre scendono in campo. Per quanto riguarda la Quadrifoglio, a palleggiare la numero 4 Attanasio, opposta alla numero 8 Andolfi. Le centrali sono la 10 De Rosas e la 3 Pagano, le attaccanti di banda la numero 5 Leone e la numero 9 Marras, il libero e il numero 6 Carta. Risponde il Cus Cagliari con la numero 8 Lai in regia, la numero 6 Manconi, opposta le centrali la 7 Bottero, la 17 Holleker, le schiacciatrici la 3 Prisco e la 1 Puzzu, il libero e il numero 2 Lugi. Ancora pochissimi secondi prima dell'inizio delle ostilità, ovviamente sportive. Si tratta di un confronto assolutamente inedito. Le due formazioni vengono da 2 gironi di stagione regolare e 2 gironi di pool promozione separate, quindi questo è il primo confronto stagionale fra di loro. In battuta Marras per quanto riguarda il Quadrifoglio. Si parte. Ed è un ace per Clara Marras. Parte nel migliore dei modi la Quadrifoglio, in difficoltà invece la ricezione per quanto riguarda la numero 2 Lugi. Marras si riprova dai 9 metri. Ancora in difficoltà, non può palleggiare la regista, va ad attaccare Cus ma non chiude, ci prova invece in maniera decisamente più efficace la numero 5 Leoni. 2-0 subito. Quadrifoglio avanti, aggressiva in battuta e pronta alla ricostruzione. Terzo servizio consecutivo per Marras. Ricezione più vicina alla palleggiatrice, una palla solo appoggiata dal centro, non si chiude, ancora ci prova Leoni, ancora in difficoltà Cagliari che non riesce a prendere le misure all'attaccante avversario. 3-0, la partenza che non ammette discussioni. Cagliari non ha mai giocato in questo palasport, deve forse un po' trovare le misure anche nel campo di gioco. Ancora 9 metri, Marras. Più precisa stavolta la palla, ci prova direttamente in seconda intenzione Lai ma non chiude. Ancora Leoni, stavolta
L'attacco è leggermente fuori, la parallela non tocca l'angolo su cui l'aveva indirizzata la schiacciatrice turritana. 3-1, primo punto per il Cagliari, che adesso manda in attacco proprio la sua regista Lai. Ed è in rete. Ancora il Cus Cagliari deve dimostrare di essere entrata in campo in questa partita. Finora solo la Porto Torres in campo. Intanto battuta di De Rosas, ricezione del Cus, in palleggio Lai, attacca da zona 2 Manconi, ma non chiude, si ripuò giocare, però ci prova stavolta Manconi. Adesso incrocia in diagonale stretta Leoni, ma non chiude, palla appoggiata da Manconi che è rimasta in zona 4, di nuovo Leoni, stavolta difesa, la palleggiatrice però può solo appoggiare e la centrale mette solo nel campo del quadrifoglio. Ancora si riprova Leoni, la palla rimbalza sul muro avversario e cade al centro del campo senza che nessuna giocatrice universitaria possa intervenire. Ennesimo allungo del quadrifoglio che sembra voler fare la partita senza se senza ma. De Rosas, ricezione di Puzzu, attacco di Manconi, ecco stavolta il suo lungolinea cade fra zona 1 e 6 e riporta il servizio nelle mani della squadra allenata da Matteo Gramignano. Ecco, scusate, non abbiamo citato gli allenatori, sono per quanto riguarda la quadrifoglio Gianni Nuvoli, abbiamo fatto i calcoli, probabilmente il più esperto allenatore della Serie C, e mentre accorcia ancora le distanze Cagliari con attacco al centro, a gestire in panchina la formazione universitaria e invece Matteo Gramignano, per lui numerose esperienze in Serie B, con un anno anche in B1 nel 2021-2022 nella panchina della San Paolo Cagliari. 5-3 la partita adesso diventa vera, il Cus Cagliari sta trovando la forza di riavvicinarsi, il servizio in salto va giù per quanto riguarda la numero 3 Prisco. 5-4, adesso il Cus ha recuperato 3 delle 4 lunghezze di vantaggio che aveva la formazione di casa. Ancora al servizio in salto Prisco, in rete questa volta il servizio della giocatrice numero 3, al che la quadrifoglio mantiene il doppio vantaggio e si riporta in battuta in questo caso con la sua opposta Andolfi. Incoraggiata dal suo pubblico batte la Andolfi, la formazione del Cus riesce a ricostruire ma senza chiudere in attacco, ci prova di nuovo Leoni. Niente da fare, il Cus Cagliari sta dimostrando di avere grosse difficoltà a fermare l'attaccante di posto 4 numero 5. 7-4, è una partita elastico in questo momento fra quadrifoglio e Cus. 7-4 per le padrone di casa, il servizio ancora affidato ad Andolfi. In palleggio la numero 1 Puzzu, che poi si incarica anche di attaccare e mette giù, la palla cade nuovamente fra zona 1 e 6. 7-5, 2 lunghezze ancora da recuperare per quanto riguarda le ragazze di Gramignano. Al servizio Bottero.
Buona la ricezione della Quadrifoglio, ancora Leoni, scusate, che non riesce a chiudere stavolta, ci prova di misura, ma anche in questo caso il Cus riesce a rimandare la palla nell'altro lato. Alla terza occasione però Leoni chiude con la diagonale stretta. 8-5. Adesso le due formazioni si stanno tenendo a galla entrambe, nessuna delle due riesce ad allungare o a recuperare. Intanto indicazioni del coach Nuvoli per quanto riguarda Leoni, passata in questo momento in seconda linea, che batte il salto. Lai è dal centro per il numero 17 Holleker, giù la sua palla, un punto in meno da recuperare, ma sono sempre due le lunghezze di vantaggio delle padrone di casa. 8-6. Ancora battuto in salto e questa volta l'ace cagliaritano della numero 6 Manconi, l'opposta universitaria. 8-7, situazione che si era già verificata sul 5-4, ma del quale la formazione ospite non aveva approfittato. Ci riprova adesso e neanche in questo caso riesce a recuperare definitivamente. Palla in rete, 9-7, torna a +2 la Quadrifoglio. Servizio di Pagano, ricezione del Cus. Intanto prova stavolta Marras, un muro che però viene recuperato, ributtato in campo universitario dal centro, la palla è solo appoggiata, ci riprova Marras da posto 4, difende ma nel campo del Quadrifoglio il Cus e ci pensa la numero 10 De Rosas a chiudere una palla slash, ossia una palla che arriva direttamente dal campo avversario. 10-7, ripristinato il +3. E ancora Pagano al servizio. Lunga la battuta di Giulia Pagano, centrale classe 2000. 10-8, torna al servizio il Cus con Chiara Puzzi, schiacciatrice classe 2004. Con lei riparte il tentativo di avvicinamento, niente a fare. Ancora una battuta in rete, non vorremmo sbagliare, ma dovremmo già essere almeno a 3 errori diretti al servizio per quanto riguarda la squadra allenata da Matteo Granignano. Una serie di errori che sta chiaramente mettendo in difficoltà il tentativo di rimonta del Cus. Battuta sbagliata anche da parte della Quadrifoglio con la sua regista Clarissa Attanasio. 11-9. Adesso spetta a Giulia Maria Holleker far ripartire l'azione dei 9 metri. Buona la ricezione di carta, si gioca dal centro, De Rosas, palla giocata lunga ma in campo dal centro per la centrale Turritana. 12-9. Resta il +3 fra le padrone di casa e le ospiti. E al servizio si riporta Clara Marras. Riceve bene in questo caso il Cus, ma non riesce a attaccare, anzi sì, la palla appoggiata da Frisco non viene difesa da Leoni, che tenta di mettere la mano sotto il pallone, che però si spegne poi in campo. 12-10. E spetta alla regista Lai il servizio per quanto riguarda il Cus. La palla andata direttamente nel campo universitario e ci ha pensato la numero 7 Bottero a chiuderla per la terza volta in questa prima frazione. La formazione ospite si trova a -1, vediamo cosa riuscirà a fare in questo frangente.
Bottero al servizio. Ancora ricezione di carta, prova a giocare da posto 2 con Andolfi, il quadrifoglio e il suo attacco è vincente, la palla si insacca tra rete e muro avversario. 13-11. Grande incoraggiamento del pubblico di casa per le sue beniamine. E ancora De Rosas al servizio. La sua palla va direttamente nel campo del quadrifoglio e ancora Leoni con un piccolo tocco piazza la palla nel campo avversario. 14-11, nuovo +3 per le ragazze di Nuvoli e nuovo servizio nelle mani di De Rosas. Lei ha una mano per la numero 7, Bottero. Al servizio intanto, scusate, ci siamo sbagliati poco fa, era il numero 3 Prisco. 14-12. Prisco in salto. Palla ben ricevuta da carta, Attanasio per Leoni, ancora diagonale sui 6 metri, ancora giù, nonostante la palla sembrasse lunga, invece cade in campo, la può solo guardare Benedetta Lugi, il libero avversario. 15-12, sempre +3 e ancora servizio nelle mani di Andolfi. Ricezione sulla testa di Lai che però preferisce alzare in Bagher, l'attacco da posto 2 va giù, non troppo forte ma abbastanza piazzato da cadere in campo. 15-13, un punto recuperato, la numero 7 Bottero al servizio. Ancora carta sulla testa di Attanasio che gioca in 4 per Leoni che preferisce utilizzare un pallonetto, si ricostruisce ma è una palla non appoggiata, solo appoggiata dal cuscio. Si continua a giocare, ancora attacco di Puzzu che stavolta trova l'angolo di posto 1 libero dalla difesa delle padrone di casa. 15-14, quarta volta in cui Cagliari si trova a -1. Vediamo se stavolta riuscirà a concretizzare il suo tentativo di rimonta. Ed è un ace sia sporco di Bottero e finalmente per la prima volta il Cagliari si riporta in parità contro la quadrifoglio. Vediamo se Bottero tenterà lo stesso tipo di battuta che ha reso un punto diretto. No, ma è ugualmente una battuta vincente, anche se più fortunosa. La palla tocca il bordo superiore della rete e cade al di fuori delle possibilità di ricezione avversarie. 15-16, primo di vantaggio Cus e la quadrifoglio chiede il suo primo tempo. Gianni Nuvoli vuole parlare con le sue ragazze, vuole cercare di capire come questi primi scambi hanno sempre prodotto un vantaggio di 2-3 punti per la propria squadra e poi improvvisamente c'è stato questo rientro della squadra avversaria, soprattutto con 2 battute abbastanza fortunose, soprattutto la seconda. Si torna in campo, adesso è il Cus che ha dalla sua il punteggio sia pure con il minimo scarto. Continua però il suo turno di servizio Giulia Maria Ollecker. Ancora un ace, nonostante si tenti di giocare la palla, e sono 3 le battute vincenti per Giulia Maria Ollecker che praticamente da sola ha capovolto l'andamento di questo primo set.
3 battute vincenti, 2 punti di vantaggio per le universitarie. Ancora a servizio la centrale. Palla lunga in questo caso per Giulia Maria Olleker. Dopo 3 servizi vincenti respira la quadrifoglio che rosicchia uno dei 2 punti di vantaggio. E adesso Turritani al servizio con Leoni. Il salto, rigioca in bagger Lai, Puzzu si rigioca anche in campo turritano, attacco di Clara Marras, la palla tocca il muro avversario, dice il direttore di gara Fabio Gini, quindi il punto viene assegnato a Porto Torres. Inizialmente Gini aveva assegnato la palla al CUS, ma poi si è accorto della segnalazione del suo secondo arbitro Simonetta Dore, che assegnava il tocco al muro del CUS, quindi 16-17 pari, anzi, perché il punto va a quadrifoglio. E ancora al servizio Leoni. Buona la ricezione, Laia, una mano per il primo tempo di Bottero. Mette nuovamente la testa avanti il CUS, 18-17, e al servizio adesso l'opposta Manconi. La palla va direttamente nel campo il CUS, palla piazzata ma riesce in qualche modo a rigiocare la quadrifoglio, tenta l'attacco il CUS a seconda linea, la palla non va giù, Attanasio ha una mano dal centro ma ancora si gioca, ancora Manconi da seconda linea. Il pallone non si chiude, ci riprova Marras da posto 4, niente da fare, attacco di Puzzu dall'altra parte, Marras arriva un po' sbilanciata su un pallone che stava uscendo dall'arco della rete, ci prova di pugno ma non riesce a controllare il pallone che va direttamente in rete. 17-19, forse la prima azione veramente combattuta di questa partita, se la giudica il CUS. 19-17. Palla corta, si gioca però dal centro, niente da fare, si gioca ancora da parte CUS, il muro fa buona guardia, si riprova la palla dell'attaccante cagliaritana, sbatte sulla rete e poi cade di un soffio fuori dal campo della quadrifoglio. Fortunata in questo caso la centrale. Olleker 18-19 e Leoni serve per il pareggio. Pagano, scusate. Palla di seconda intenzione, anche riattaccata la slash dal centro, ma la palla non va giù. Ancora fa buona guardia il muro cagliaritano, ci riprova Clara Marras, la palla supera il muro ma non la difesa. Ancora attacco da zona 4 che non cade, ancora Marras, stavolta si fa prendere in contropiede Puzzu che cerca una difesa in fase di movimento, la palla le sfugge ed è 19 pari. Adesso le due formazioni cominciano un po' a sciogliersi, si vede qualche scambio lungo. Al servizio Pagano. Lungo il servizio di Giulia Pagano, centrale classe 2000, regala il nuovo mini vantaggio al CUS che manda a far ripartire dai 9 metri Puzzu. Ricezione staccata di Marras, Attanasio ancora per Marras che prova l'attacco di potenza che va a segno nell'ultimo metro della zona 6 del CUS. 20 pari, perfetta parità, si avvicina alla fase calda del primo set, se ne accorge anche il pubblico che continua a incitare le sue beniamine e l'azione ripartirà
con il servizio della palleggiatrice Attanasio. In rete il servizio di Clarissa Attanasio, regista classe 1994 della Quadrifoglio. Intanto primo cambio della partita per quanto riguarda il CUS, entra la numero 11 Figus al posto della centrale Olek. Un servizio chiaramente limitato, cioè un cambio limitato al servizio, poiché Figus è un'opposta, batte comunque in campo, ci prova da posto 2 Clara Marra, seppur non colpendo perfettamente il pallone, incrocia a sufficienza da fuggire alla difesa cagliaritana. 21 pari, ancora servizio alla Quadrifoglio, affidato alle mani di Clara Marra. Buona la ricezione del CUS che affida il pallone a Prisco, l'attacco viene però difeso, ci prova Leoni ma ancora la palla continua a vagare finché non ci pensa Lai di seconda intenzione a piazzare la palla dove non c'è nessuna giocatrice avversaria. 21-22, nuovo mini vantaggio per le universitarie, servizio affidato alla numero 8, la regista Lai. Buona ricezione di carta, Attanasio in posto 4 per Leoni, ancora l'attacco in diagonale di Leoni non viene difeso dalla formazione ospite. 22 pari, in testa a testa adesso Serrato. E le turritane provano a ripartire con il servizio di De Rosas. Fuori il servizio di De Rosas, sia pure di poco. Il CUS ringrazia per questo punto regalato e sul 23-22 si riporta a sua volta in battuta con Prisco. Buona la battuta che mette in difficoltà Carata, però si rigioca, palla di nuovo nel campo CUS, l'attacco di Puzzu viene difeso, ci riprova a posto 2 il CUS con Manconi, ricostruisce in qualche modo ma deve regalare una free ball la Quadrifoglio, ancora dal centro ma non chiude il CUS da posto 2 Andolfi e stavolta il pallone va giù. 23 pari, regna il perfetto equilibrio per quanto riguarda questa seconda fase del primo set. Servizio alla stessa Andolfi, ma è Gramignano a chiedere tempo, per cui per noi linea alla regia. Squadra di nuovo in campo, 23 pari, battuta di Andolfi per Porto Torres. Primo set di gara 1 della finale per salire in B2. Non è precisa l'azione del CUS che deve regalare una free ball, palla dal centro solo appoggiata per quanto riguarda Porto Torres. CUS regala ancora una palla da giocare a Porto Torres, attacco di Leoni, stavolta ben difeso ma la regista Lai commette una doppia in palleggio in un momento cruciale, regalando il primo set ball alle padrone di casa.
24-23, palla ancora affidata a Andolfi, ancora tempo di Matteo Gramignano e ancora per noi in linea alla regia. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. 24 Quadrifoglio, 23 Cuscagliari, palla set per le padrone in casa. Andolfi riceve Puzzu ma rimanda la palla direttamente dall'altra parte, in attacco Leoni, Murata, si continua a giocare, palla ancora alla posto 4, Mura il Cus, si gioca, Quadrifoglio deve ributtare la palla regalando una free ball alle universitarie di sinistro, scusate. Puzzu ma non chiude, ancora Leoni, una palla in lungolinea che ha ragione di 3 tentativi di difesa cagliaritani. 25-23, il primo set di gara 1 della finale regionale della promozione per la C femminile. Il pallavolo va alla Quadrifoglio Porto Torres. Ci sentiamo fra pochi minuti, per il momento linea alla regia. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Secondo set fra Quadrifoglio Porto Torres e Cuscagliari. Quadrifoglio Porto Torres e Cuscagliari di nuovo in campo per il secondo set di questa gara 1 della finale regionale della C femminile in pallavolo. Chi vince 2 delle 3 gare in programma va in B2. Si riparte con il CUS al servizio affidato alla numero 8 Lai. Attacco dal centro di Porto Torres che va giù con la numero 3
Giulia Pagano, centrale classe 2000, che firma il primo attacco vincente di questa seconda frazione di gioco. La prima, come ricordiamo, sarà giudicata la stessa formazione turritana con il punteggio di 25-23 con un attacco di Leone. E adesso Quadrifoglio al servizio. Ricezione staccata del Cus che manda in attacco la numero 1 Puzzu, ma la palla non viene chiusa. Marras ci prova di potenza, ma anche in questo caso la palla viene recuperata. Puzzu si affida a un pallonetto che però viene recuperato dalla Quadrifoglio. Ancora Marras, ancora pallonetto. Stavolta il Cus prova da posto 2 con la numero 3 Prisco e trova la diagonale vincente sulla riga del campo turritano. 1-1. Prisco che adesso va a incaricarsi anche del servizio. Fuori la battuta in salto di Marta Prisco, schiacciatrice classe 2000. Quadrifoglio che torna avanti senza colpo ferire e porta al servizio la sua regista, la numero 4, Attanasio. Ricezione difettosa del Cus, ace sporco di Attanasio, 2-1, anzi 3-1. Primo doppio vantaggio per le giocatrici di casa. Dai 9 metri ancora Attanasio. Stessa battuta nella zona di prima, stavolta buona ricezione del Cus, l'attacco di Manconi viene comunque difeso. Attanasio in posto 4 per Marras, il suo attacco sbatte la palla sul muro e che poi va fuori. 4-1, torna, anzi va a più 3 in questa seconda frazione la formazione di Gianni Nuvoli e il servizio ancora affidato alla regista turritana Attanasio. Luci, palla del Cus che è attaccata da posto 2 da Manconi, cade dopo aver sbattuto sulla parte superiore della rete. 4-2, un punto rosicchiato per quanto riguarda la formazione universitaria. Adesso al servizio con la sua numero 7, la centrale Bottero. Va fuori sia pure di poco la battuta di Carola Bottero, centrale classe 2006. Ripristinato il più 3 per quanto riguarda la Quadrifoglio. E primo turno al servizio in questa seconda frazione per quanto riguarda Clara Marras. È una slash ben sfruttata da la numero 10 De Rosas a muro. 6-2, massimo vantaggio per le ragazze turritane che dopo aver guidato a lungo la prima fase del primo set si sono poi fatte raggiungere la seconda per chiudere poi ai vantaggi. Adesso 6-2, si continua a giocare, ancora Marras anzi Leoni in attacco, non si gioca, anzi commette un'infrazione a rete abbastanza ingenua la numero 17 del Cus Holleker, permettendo a Porto Torres di andare al massimo vantaggio. 7-2, chiama a tempo giustamente coach Matteo Gramignano che vuole almeno cercare di capire cosa sia successo dalla ottima seconda fase disputata dalla sua squadra a questo avvio così titubante. Tutto bene invece in casa Quadrifoglio che ha preso subito 5 punti di vantaggio nonostante siamo solamente alla nona azione di gioco della seconda frazione. Formazione turitana che torna subito in campo caricatissima e incoraggiata dal suo caloroso pubblico.
in campo anche il Cus dai 9 metri. Al servizio Clara Marras, incrociato su Puzzu dal centro, ci riprova il Cus ma non si intendono Lai e Hollecker, la palla non supera neanche la rete. 8-2, adesso è un monologo quadrifoglio. Il Cus sembra avere smarrito quella verve che l'aveva riportata in corsa nella seconda parte della prima frazione. Marras ancora su Puzzu, ancora Puzzu deve provare ad attaccare, il suo lungolinea sorprende Carta, comunque incoraggiata da coach Nuvoli. 8-3. È sempre ampio il margine fra le due formazioni. Adesso il Cus comincia a provare la ricucitura mandando dai 9 metri la sua opposta Manconi. È lunga la battuta di Manconi. Se c'è una cosa su cui può recriminare il Cus è sicuramente sul numero decisamente alto di battute sbagliate. 9-3 ancora al servizio quadrifoglio con De Rosas, e ancora invece da parte della quadrifoglio un servizio fortunoso, la palla sbatte sulla parte superiore della rete e poi cade dentro la linea dei 3 metri dove è impossibile per le turretane arrivarci. 10-3. Scusate, per il Cus arrivarci. Lai prova a chiedere aiuto alla sua opposta Manconi, il suo diagonale viene solo toccato da Marras. 10-4, ma 6 punti di vantaggio sono davvero un bottino interessante per quanto riguarda la formazione di casa. Puzzu al servizio, 4 per chi serve, 10 per chi riceve. Marras, Attanasio per Leoni, la palla in lungolinea viene rigiocata. Lai per Prisco, l'attacco anche in questo caso in lungolinea, ma stavolta Carta non riesce a contenere. 10-5, tenta il recupero la formazione di Gramignano. Tanto a colloquio la capitana del Cus Lai col direttore di gara Fabio Gini. Si riprende Puzzu dal servizio. Carta è una slash, ne approfitta subito Hollecker. Attacco perentorio dal centro e 10-6. 2 punticini recuperati per le ospiti. Ancora da 9 metri Puzzu. Marras sbassoia, come si dice in gergo tecnico, il pallone, alza il piano di rimbalzo e quindi la palla finisce a fondo campo. 10-7, adesso la risalita è interessante e Gianni Nuvoli ferma il gioco, linea alla regia. Ancora in campo le due formazioni, quadrifoglio in vantaggio per 10-7, ma Gustaglieri in pieno recupero dal 10-4 al 17. Continua il tentativo di rimonta con il servizio di Puzzu. Lungo stavolta il servizio affidato a Chiara Puzzu, schiacciatrice classe 2004.
e quindi si interrompe il tentativo di risalita della formazione ospite. Torna più 4 la quadrifoglio e torna al servizio la numero 3 Pagano. Ricezione del Cus, palla slash, rigioca la quadrifoglio con Leoni, non riesce a rigiocare la palla, la formazione ospite, il tentativo di intervento di Puzzu si perde al lato del campo, 12-7. E ancora servizio, scusate, la numero 8 Andolfi, non la numero 3 Pagano. Palla molto alta per quanto riguarda il Cus, che prova a rigiocare da posto 4 con Prisco, che però sbaglia la misura, la sua palla appena sfiorata dalla mano destra della giocatrice si infrange sulla rete. 13-7, torna immediatamente a più 6 la formazione di casa. Ancora il servizio, Andolfi. Lugi precisa per Lai, prova dal centro Hollecker ma ricostruisce la quadrifoglio e ancora l'attacco in lungolinea di Leoni che si piazza in posto 6, 14-7, massimo vantaggio, tempo di Matteo Gramignano e per lui in linea alla regia. Torna in campo, 14 quadrifoglio, 7 Cus Cagliari, doppiata la formazione ospite. Al servizio ancora l'opposta Andolfi per il tentativo di ulteriore allungo della formazione di casa che ha già vinto il primo set per 25-23. Ricezione precisa, Lai in posto 4 per Prisco, adesso l'attacco va giù in maniera decisa per quanto riguarda Marta Prisco. Interrompe l'emorragia di punti il Cus Cagliari che rosicchia uno dei 6 punti di distacco che gli infligge la formazione avversaria e prova a risalire con il servizio di Oleker. Buona ricezione, Attanasio gioca di prima intenzione ma si ricostruisce ancora Attanasio, stavolta dal centro De Rosas. Buono il tentativo di recupero, la palla balla fra i due campi senza un attacco avversario, un attacco preciso. Adesso prova Leoni ma viene ricostruito, attacco di Prisco, non va giù, ancora Leoni, ci riprova con una palla piazzata sul muro del Cus che non può essere recuperata la difesa delle ragazze di Gramignano. 15-8, ancora più 7. Al servizio la numero 5 Leoni. Buona ricezione del Cus, ritenta in posto 4 per Prisco, la regista Lai. Prisco non si fa pregare, mette giù la palla. 15-9. Il Cus Cagliari deve però compiere uno sforzo ulteriore per provare a recuperare questa distanza che la separa dalle avversarie. 6 punti da recuperare, bisogna fare un po' gli straordinari ripartendo magari dal servizio della numero 8, la regista Lai. Attanasio in 4 per Marras, prova la palla appoggiata ma non va giù, ci riprova ancora Prisco, stavolta esagera con la potenza, il suo diagonale esce dalla linea laterale del campo turrittano. 16-9. 7 lunghezze di vantaggio per le ragazze di Nuvoli.
servizio ancora adesso affidato al numero 3 Pagano. Lunga la palla, è rigiocata comunque dal Cus, attacco da posto 4, rigiocata ancora palla nelle mani del Cus. Prisco non chiude, Attanasio si affida a Marras, stavolta il suo attacco viene murato, il rimbalzo colpisce sul viso Leoni, niente di che, comunque la giocatrice si rialza subito. 16-10, ancora un tesoretto da 6 punti da gestire per quanto riguarda la Quadrifoglio. Il Cus tenta la rimonta con al servizio Prisco, riceve Leoni, Attanasio in posto 4 per Marras, suo diagonale ripreso da Luigi, Lai per Puzzu, la palla piazzata di sinistro che però diventa una piazzata sui 6 metri che Carta non riesce a controllare. 16-11, un punticino rosicchiato, altri 5 da risalire per la formazione universitaria. Al servizio ancora la numero 3 Prisco, sfiora la rete ma va nell'altro campo la battuta di Prisco, stavolta l'attacco di Marras è preda del muro del Cus Cagliari, in particolare, se non abbiamo visto male, della centrale Bottero. 16-12 da -7 a -4 e ancora il Cus nel tentativo di rimonta, sempre ripartendo dal servizio di Prisco. Ancora stessa battuta di poco fa, si rigioca ancora Marras in posto 4 e ancora dà il bis la numero 7 universitaria Bottero. 2 muri consecutivi sulla schiacciatrice numero 9 delle padrone di casa. 16-13. Adesso il Cus ritrova un po' di fiducia dopo un lungo passaggio a vuoto che gli era costato il -7. Intanto il direttore di gara Fabio Gini dà delle indicazioni sul componente della panchina del Cus Cagliari, ma si ritorna a giocare. 16-13 al servizio per il Cus Prisco. Attanasio ancora per Marras, in diagonale stavolta passa il muro ma è preda della difesa, palla appoggiata di sinistro da Puzzu, un colpo che abbiamo visto anche poche azioni fa, stavolta non gli riesce. Scusate, la palla non supera la rete, torna a fare punti, nonché a conquistare la battuta la Quadrifoglio. 17 per il padrone di casa, 13 per le ospiti e al servizio la regista Clarissa Attanasio. Ricezione staccata, si gioca comunque su Puzzu, si rigioca dopo il muro turrettano, attacco di Manconi in lungolinea, ancora rigioca, palla da posto 2 per Quadrifoglio, non si chiude, ancora l'opposta Manconi, ancora difende bene Quadrifoglio che con Marras prova una palla piazzata, si rigioca, ancora in posto 4, ancora Puzzu che stavolta attacca in zona 6 e non viene difesa da Leoni. 17-14 a 3 lunghezze di distanza la squadra di Gramignano che riparte col servizio della sua numero 7 Bottero. Servizio profondo, scusate, il Quadrifoglio rigioca con Marras ma viene rigiocata la palla con una free ball, palla murata alla centrale De Rosas, ma si continua a giocare, ancora muro su Andolfi, ancora Marras, continua a giocare, tante le proteste del pubblico che non capisce cosa sta succedendo in campo, prova De Rosas dal centro, murata da Holleker, Marras da posto 2, rigioca la formazione cagliaritana, prova un lob Manconi che non cade, ancora Andolfi che è rimasta in posto 4, riesce a trovare il mano fuori vincente. 18-14. Resta quindi a distanza
messa di sicurezza la squadra di casa, che adesso tenta un ulteriore allungo ripartendo dal servizio di Marras. Lai dal centro non chiude il Cus, riprova a giocare Leoni, ancora il muro di Cagliari che si sta rivelando decisamente più efficace in questa seconda frazione. Ne fa le spese stavolta a Leoni. 18-15 al servizio per il Cus, Manconi. Attanasio per Leoni, ancora Murata, si riprova da posto 2 Andolfi, niente da fare stavolta, palla del Cus, lungo linea di Puzzu, può solo toccare ma non controllare carta. 18-16, torna a farsi sotto la squadra cagliaritana a -2 dal riaggancio che poche azioni fa sembrava veramente problematico. Manconi, carta, Attanasio per Leoni, prova il pallonetto, viene difeso, Lai in bagger per Puzzu, anche la sua schiacciata viene difesa, in posto 4, in posto 2 Andolfi, invece il muro cagliaritano mette fuori. 19-16, torna a +3 la squadra di casa, 3 punti di vantaggio e servizio per la centrale De Rosa. Lai in bagger per Puzzu, difesa rigiocata ma deve offrire una free ball la quadrifoglio. Lai dal centro, però Lecher troppo basso. 20-16, ancora movimenti dalla panchina per quanto riguarda la formazione ospite. Entra la numero 10 per la numero 10 Finocchi, per la numero 6 Manconi e poi l'opposta, se non vediamo male, Anna Figus. Insomma, doppio cambio per quanto riguarda la formazione cagliaritana. Vediamo che effetto sortirà questa manovra. Proprio Figus chiamata in attacco da posto 4, ma si continua a giocare. Quadrifoglio, palla piazzata di Leoni da posto 2 Puzzu, ma stavolta la palla viene mandata in rete. 21-16, il quadrifoglio arriva alla parte cruciale del set con un prezioso vantaggio di 5 lunghezze. De Rosa, lunga la battuta di Maria De Rosas. 21-17, ci voleva perché il Cagliari respirasse un attimo. Intanto ancora un cambio per la formazione di Gramignano, entra in campo la numero 9 Alessia Figus al servizio. Attanasio per Leoni, lungo linea difeso, ma la palla colpisce il soffitto del palazzetto delle Città Unite. 22-17, a 3 punti dalla chiusura della seconda frazione la quadrifoglio, ne mancano invece 5 al Cus per tentare di riportarsi in scia. Pagano si prova a rigiocare da posto 2, ci prova Figus ma non chiude la palla. Leoni, il suo lungolinea difeso, palla di sinistro per Prisco che però esce lateralmente. 23-17, quadrifoglio comincia a vedere la chiusura anche della seconda frazione. 6 punti di vantaggio e servizio
per Pagano, no scusate, per Andolfi. Ricezione precisa per il Cus, la palla rimane in campo cagliaritano, palla piazzata di Figus che però rimane dalla sua parte della rete. 24-17, adesso sono 7 le possibilità di portarsi avanti per 2-0 per le ragazze di Nuvoli. Al servizio Andolfi per il primo dei 7 tentativi. Attacco di Prisco che stavolta scaraventa la palla nell'ultimo mezzo metro della zona 1, quasi con rabbia annulla il primo set ball, ma ne ha ancora ben 6 la formazione di casa. Nel frattempo torna in campo, anzi no scusate, entra la numero 13 Mosso Frau per la numero 17 Olle che era al servizio. Palla murata dal centro, ma si continua a giocare quadrifoglio, palla piazzata di Leoni, niente da fare per quanto riguarda la difesa di Finocchi e sul 25-18 la quadrifoglio si aggiudica anche la seconda frazione e allora per noi linea la regia. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. (25, 23, 25, 18) i punteggi con il quale la quadrifoglio sta guidando per 2-0 la prima gara del confronto con il Cus Cagliari, che mette in palio la promozione alla B2 femminile di pallavolo. Questa è diretta, siamo in diretta dal Palasport Città Unite di Porto Torres, dove sta giocando la prima partita. Sarebbe toccato per regolamento al Cus Cagliari giocare la prima in casa, ma per indisponibilità del campo la quadrifoglio ha dovuto chiedere l'inversione di campo, così gioca in casa la prima gara, seconda ed eventuale bella si giocheranno tutte e due a Cagliari. Intanto si riparte, terzo set, servizio nelle mani di Clara Matas.
Precisa la ricezione, ma doppia in palleggio per la regista cagliaritana Lai, e quindi primo punto del terzo set a favore del Quadrifoglio. E ancora servizio per Marras. In bagger Lai per Prisco, l'attacco viene difeso, carta in bagger per Leoni, il muro di Cagliari fa buona guardia, si rigioca, palla ancora alle cagliaritane, Prisco lungolinea, difeso Attanasio, in bagger per Leoni, palla solo toccata da Lai una volta difesa dal muro, e quindi anche il secondo punto è appannaggio della formazione guidata da Gianni Nuvoli. Ancora al servizio Marras. Lai ancora in bagger, Prisco attacca ma viene difesa, Attanasio cerca di tenere la palla ma la deve regalare alle cagliaritane, che però anche loro offrono una free ball. Attacca Andolfi, la sua palla si insacca fra il muro avversario e la rete. 3-0, tutto facile anche in questo avvio di terzo set per il Quadrifoglio. Tempo di Gramignano e linea alla regia. Squadra di nuovo in campo, terzo set della sfida fra Quadrifoglio Porto Torres e Cus Cagliari. 3-0 per le ragazze turritane e quarto servizio per quanto riguarda Marras. Difesa, palla staccata, Lai deve intervenire in bagger, Prisco tenta la palla lunga ma sbaglia la misura. 4-0. Sembra tutto in discesa questo terzo parziale per quanto riguarda la squadra di casa. Continua la serie al servizio di Marra. La palla di seconda intenzione di Lai, stavolta sorprende Andolfi che si gira verso l'arbitro, magari si aspettava un provvedimento che però non arriva. 4-1, riesce finalmente a sbloccarsi il Cus Cagliari. Servizio affidato proprio alla regista Lai. Marras in bagger, Attanasio in 4 per Leoni, la palla viene però difesa da Cagliari che però deve rilanciare una free ball. Carta offre ad Attanasio e l'attacco di Andolfi va giù. 5-1. Torna immediatamente il diritto alla battuta alle padrone di casa. Al servizio la numero 10 De Rosas. Luigi, bagger per l'attacco in posto 2 di Prisco, stavolta va giù. Niente a fare per la difesa turritana. 5-2. Tenta una reazione il Cagliari in questo momento con la sua giocatrice numero 3, che adesso si incarica anche del servizio. In rete la battuta in salto di Marta Prisco, bene in attacco, male al servizio e se ne avvantaggia la Quadrifoglio che con 4 lunghezze di vantaggio manda dai 9 metri la sua opposta Andolfi. Posto 2, attacco perentorio di Puzzu, la palla cade sui 6 metri senza che la difesa turritana possa opporsi in maniera efficace.
e adesso spetta la numero 7 Carola Bottero ricominciare l'azione per gli universitari. Attacco dal centro, la palla solo piazzata per quanto riguarda Pagano, ma è sufficiente per ingannare la difesa universitaria. 7-3 al servizio la schiacciatrice numero 5 Leoni. Luigi, buona ricezione ma là interviene in Bagher, la palla piazzata rimbalza sul viso del numero 3, finisce nel campo della Quadrifoglio. 7-4. Nuovamente il servizio affidato al Cus e alla numero 1 Puzzi. No, scusate, la numero 6 Manconi, ma poco cambia perché la palla va in rete. Continuano gli errori al servizio delle ospiti e la Quadrifoglio ne approfitta per tenere una distanza di sicurezza. 8-4 al servizio Leoni. No, Pagano, scusate. Palla piazzata dal centro, difesa da Attanasio, la palla in 4 di Marras, un lungolinea che viene solo toccato col pugno alto sopra le spalle dalla difesa cagliaritana. 9-4, più 5, massimo vantaggio per quanto riguarda la Quadrifoglio e la centrale Pagano, ancora al servizio. In palleggio il Cus da seconda linea, palla lunga di Manconi che non viene difesa dalla Quadrifoglio. 9-5, punticino rosicchiato da Cus Cagliari, ma 4 ce ne sono ancora da recuperare e visto il rendimento delle ragazze ospiti sarà una bella impresa. Intanto al servizio la numero 1 Puzzi. Carta a Attanasio per Marras, lungolinea, ancora giù. Niente da fare. 10-5, scusate. È sempre la Quadrifoglio che tiene una distanza di sicurezza dalle avversarie. Adesso al servizio la palleggiatrice Clarice Attanasio. Lascia andare la palla giocatrice del Cus Cagliari e fa bene perché sia pure di poco esce fuori. 10-6. Hollecker in battuta, 4 punti da recuperare per il Cus. Marras per Attanasio che manda a attaccare la Leoni. Ancora una palla non difesa dal Cus. 11-6. Quadrifoglio in controllo e ancora al servizio Marras. Lai in Bagher, Prisco prova a sfondare il muro, ci riesce. 11-7. Non vuole mollare il Cus Cagliari, ma deve fare qualcosa di più per recuperare il disavanzo. Lai in battuta. Marras, la palla va direttamente nell'altro campo e non può essere rigiocata da Attanasio che peraltro è seconda linea. 11-8, torna a -3 la formazione ospite che rimanda al servizio Lai. Marras, Attanasio, primo tempo di De Rosa troppo basso però stavolta.
Occasione sfumata per la Quadrifoglio, Cus ne approfitta, -2. Minimo distacco finora fra le due formazioni in questa terza frazione. Lai, carta, Attanasio in posto 2 per Andolfi, la palla non cade, rigioca il Cus, ancora in bagger per Manconi, Lai, palla appoggiata, riprova la palla a posto 4, Leoni, non ricostruisce la formazione ospite e torna +3 la Quadrifoglio, 12-9. Ancora sostenuto dal suo caloroso pubblico, 3 punti di vantaggio, palla in mano, servizio di De Rosas. Ricezione difettosa di Luci, palla in posto 2, Prisco prova a forzare ma ricostruisce Porto Torres, Leoni attacca, ben difesa, ci prova a posto 6, a posto 4 Manconi. Solo toccata la palla da De Rosas e quindi accorcia ancora al -2, 12-10. Ancora speranze per il Cus Cagliari che non vuole mollare questa prima gara della finale regionale per salire in B2. Lai, buono il suo turno di servizio fino a questo momento. Leoni appoggia ma si ricostruisce, Luci in bagger, a posto 2, palla appoggiata, si rigioca dal centro, ci prova Pagano, niente. Là in posto 2 per Manconi, difesa, ancora palla per il Cus, ci prova Puzzo, ancora difesa. Attanasio si affida ad Andolfi, palla murata, si continua a giocare di Cegini. Attacco di Manconi in lungolinea, stavolta il primo arbitro dice che il punto è del Cus Cagliari. 12-11. La formazione di Gramignano prova a risalire la china dopo un avvio difficoltoso. Ancora il servizio Lai, grazie a lei è stato il recupero di 4 lunghezze. Ed ace di Flavia Lai, palleggiatrice classe 1997, la più esperta della sua squadra, che sigla il 12-12. Sembra una replica del primo set dove i vari tentativi di allungo della Quadrifoglio erano stati recuperati dalle ragazze cagliaritane. Adesso Gianni Nuvoli che vuole scambiare 2 parole con le sue ragazze e dal suo modo di gesticolare sembra che non la stia prendendo bene. Vuole più precisione, più attenzione da parte della sua squadra per non sciupare quanto di buono fatto fino a questo momento e che ha permesso alle padrone di casa di andare avanti per 2-7-0. Si torna quindi in campo, adesso vedremo cosa sarà in grado di opporre la Quadrifoglio a questo rientro complicato del Cus. Al servizio ancora Flavia Lai, Attanasio in bagger per Andolfi, palla piazzata, si tuffa Luci, in qualche modo la difende il Cus ma deve concedere una free ball. Marras per Attanasio che prova la soluzione dal centro, ancora difesa ma ancora palla in campo per Porto Torres, non si capiscono con la centrale ma la palla giocata da Lai è troppo lunga, esce dal campo, fuori dalla portata dell'attaccante e quindi torna avanti la Quadrifoglio sia pure in maniera fortunosa. Al servizio Leoni, attacco di Puzzo, in qualche modo recupera la Quadrifoglio, si riprova Puzzo stavolta di appoggio di sinistro, niente da fare, Leoni il suo classico lungolinea, recuperato Puzzo in posto 6, la palla va giù, dice Fabio Gini. Primo arbitro di questa partita, coadiuvato come secondo da Simonetta Dore. 13 pari,
si ritorna a giocare palla su palla fra le due formazioni. D'altronde ricordiamo che in questa e nella prossima, eventualmente nella bella, c'è in gioco la promozione in una B2 nazionale. Al servizio per il CUS la numero 7 Bottero, in difficoltà la ricezione ed è Olleter che ne approfitta subito mettendo giù una slash. 13-14 è il primo vantaggio della formazione universitaria in questa terza frazione, dopo aver accusato anche 6 punti di distacco. Ancora Bottero al servizio. Palla troppo laterale stavolta però per Carola Bottero. Errore che manda le due squadre di nuovo a fianco, 14-14. Il servizio è affidato alla numero 5 della quadrifoglio, Leoni. In rete questa volta mi sembra che sia il primo errore al servizio di Camilla Leoni, se la memoria non ci inganna. 14-15, mette il naso avanti di nuovo il CUS al servizio con la sua opposta Manconi ed è un ace. Prova a intervenire in tuffo ma non ci riesce Leoni. Doppio vantaggio, 14-16. Palla che torna nelle mani della opposta Margherita Manconi, la numero 6 per quanto riguarda il CUS. Stessa palla di poco fa, più bassa, infatti si infrange sulla rete in questo caso. 15-16. Sfuma l'occasione di allungare ulteriormente per il CUS, tenta invece il riaggancio la quadrifoglio ripartendo dalla sua opposta Andolfi. Puzzu riceve palla in bagger sempre per Puzzu, prova la palla piazzata ed è una scelta vincente. Il bagger di Pagano si perde nella parte laterale del campo della quadrifoglio. 15-17, nuovo +2 per il CUS e servizio nelle mani della numero 7 Carola Bottero. Ricezione in posto 4, tacco di Clara Marras, la sua palla viene difesa, torna in campo della quadrifoglio e tenta un intervento disperato la numero 6 Laura Carta, che però non va a buon fine. 15-18, massimo vantaggio per il CUS. Tempo di Gianni Nuvoli e linea alla regia. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Si torna in campo, 2-7-0 per la quadrifoglio Porto Torres, ma nel terzo set è 18-15 per il CUS Cagliari che tenta una rimonta. Intanto al servizio palla che deve essere giocata, viene giocata da Marras, ma una palla piazzata, prova un appoggio anche Manconi ma non chiude. Marras stavolta tenta la soluzione di potenza e fa bene. Il suo pallone cade in zona 6 e permette alla sua squadra di recuperare uno dei 3 punti di svantaggio, ma soprattutto recupera il diritto alla battuta.
Attanasio, eccezione del Cuscagliari, va direttamente nel campo della Quadrifoglio, tenta l'attacco Andolfi, Murata, la palla rimane però in campo Cus che prova la soluzione dal centro, palla rigiocata, ancora Marras, diagonale, che però viene solo toccato ma non rigiocato dalla formazione universitaria. 17-18, 2 punti su 3 recuperati dalla formazione di casa, che adesso tenta di completare l'opera ripartendo dal servizio della sua regista Attanasio. Successione, Lai tenta la palla di seconda intenzione, trova l'angolino buono. 17-19, sfumato il tentativo di aggancio per la Quadrifoglio. Il Cus torna a +2, intanto esce la numero 17 Ollecker, dentro al suo posto la numero 13 Mosso Frau al servizio, mossa vista già anche in precedenza. Carta, Attanasio dal centro per De Rosas, recupera la palla comunque, il Cus tenta Prisco, ancora difesa ma la palla di nuovo in campo cagliaritano, ancora Prisco, ancora difende Carta, Attanasio prova a dare la palla a Leoni che può solo piazzare, Bagher di Flavia Lai, ancora Prisco, ancora rigioca Porto Torres, Leoni piazza, Lai nuovamente palla per la sua numero 3, ancora rigioca Quadrifoglio, Marras, ancora si continua a giocare, un'altra azione lunga, Prisco tenta il pallonetto che non cade, De Rosas Murata, ma si continua a giocare, niente fallo per quanto riguarda Gini, attacco di Prisco che stavolta piazza il diagonale stretto e sorprende Andolfi. 17-20. Ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie il Cus per chiudere il pallone, ma c'è riuscito. E adesso tenta nuovamente l'allungo, sempre ripartendo dal servizio della 13 Mosso Frau. Marras, palla dietro i 3 metri, di nuovo palla a Marras, cerca il diagonale stretto e fa bene, può solo toccare ma non rigiocare la palla Manconi. 18-20, ed è la stessa Marras ad incaricarsi di far ripartire l'azione dai 9 metri. Luigi, ma attacco ancora di Prisco che elude il muro e cade davanti a Carta che non riesce a rigiocare il pallone. 18-21, mantiene il +3 la formazione Ossico e adesso al servizio si porta la regista Lai. Marras, Attanasio, Leoni, diagonale lunga e ancora punto per Camilla Leoni. 19-21, Quadrifoglio non molla, vuole provare a tutti i costi a chiudere questa partita in 3 set, non è d'accordo chiaramente il Cuscagliari che deve difendere con i denti i suoi 2 punti di vantaggio. Intanto al servizio per Porto Torres, De Rosas, lunga la battuta di Maria De Rosas, un errore che permette alle ragazze di Gramignano di mantenere il +3 e di arrivare a 3 punti dalla conquista del terzo parziale. Attanasio per Leoni, palla piazzata ma
si rigioca ancora Leoni, ancora difesa però da parte del CUS, prova la seconda intenzione Lai che però trova la difesa di Porto Torres attenta, molto meno attento il CUS su questa palla smorzata di Aurora Andolfi che sorprende le avversarie. 20-22 ed è proprio Andolfi a servire dai 9 metri. Luigi, Lai posto 2 per l'attacco perentorio di Manconi. 20-23, meno 2 per il CUS, meno 3 per la Quadrifoglio. Intanto nuova sostituzione nelle file universitarie, esce la numero 7 Bottero, entra la numero 5 Loi. Carta Attanasio per Leoni e stavolta fa buona guardia il muro di Ollecker che fa guadagnare la sua squadra 4 set ball, 4 occasioni per accorciare le distanze e allungare la sfida. Ancora al servizio Loi. Palla di seconda intenzione di Attanasio che sorprende la difesa universitaria. Annullato il primo di questi 4 set ball, ma ne rimangono 3. Al servizio Leoni. 3 set ball da annullare. Buona ricezione del CUS, rigioca però la palla la Quadrifoglio con Marras, ancora Muro, stavolta di Manconi e adesso la rimonta, almeno per quanto riguarda il terzo set, è completata. 25-21 per il CUS, 2-1, si fa il quarto set e per noi in linea la regia. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna.
Quarto set della sfida di Porto Torres fra le padrone di casa della Quadrifoglio e il CUS Cagliari, gara 1 della finale regionale del campionato di C femminile di pallavolo, gara che è il primo di 2, eventualmente 3 atti per quanto riguarda l'assegnazione della promozione sarda alla B2 nazionale. La prima si gioca al Palazzetto Città Unite di Porto Torres, la seconda e la terza si giocheranno, la seconda e l'eventuale terza in caso di una vittoria per parte, si giocheranno invece a Cagliari. Questa prima partita il Quadrifoglio si è aggiudicato i primi 2 set con il punteggio di 25-23, 25-18. Sembrava tutto facile per le ragazze di Gianni Nuvoli fino al 10-5 del terzo set, poi il ritorno del CUS Cagliari che ha prima pareggiato e poi capovolto la situazione ha permesso alle ragazze di Matteo Gramignano di accorciare le distanze 21-25 e si va alla quarta frazione col servizio della regista Lai che fa riprendere il gioco, si attacca dal centro ma ben difesa dal Quadrifoglio. Clara Marras, il suo diagonale rigiocato, Lai in posto 4 per Prisco, si rigioca, stavolta Lai prova a affidare la palla alla sua opposta Manconi, il cui pallonetto tocca il muro turritano e poi cade fuori campo. 1-0 quindi per la formazione ospite e nuovo turno al servizio per la regista Flavia Lai. Attanasio in posto 4 per Marras, buon muro di Cagliari che però permette di rigiocare il Quadrifoglio. Ancora Marras, stavolta una palla piazzata nell'ultimo mezzo metro del lungolinea, va a segno, pareggio immediato alle padrone di casa che conquisterà anche il servizio affidato a Pagano. Ricezione avventurosa del CUS che però in qualche modo riesce a rigiocare la palla. Attanasio prova la soluzione dal centro e fa bene perché De Rosas arriva puntuale. 2-1. Immediata reazione delle padrone di casa al primo punto delle ospiti nel quarto set. Adesso bisogna vedere quale delle due squadre avrà la capacità di rimanere con la testa fino in fondo nella partita. Ancora Pagano al servizio, ricezione staccata di Puzzu, in qualche modo Prisco può solo ributtare la palla nel campo della Quadrifoglio. Attanasio stavolta si affida a Marras, rigioca in qualche modo la Quadrifoglio, attacco da posto 2 di Prisco, ancora una palla spinta contro il muro che poi va a cadere nel campo della Quadrifoglio. Pareggio del CUS Cagliari. Entrambe le squadre sono quindi decise a giocarsi tutte le loro carte per fare proprio la posta in palio. Al servizio per il CUS Prisco, al salto, carta, palla sulla testa di Attanasio che dà la palla a Marras che può solo piazzare, però Lai prova la soluzione da posto 4 con Puzzu ma non chiude. Marras ancora a lungolinea, stavolta chiude in maniera decisa. 3-2, si va avanti punto a punto. Un punto di vantaggio per la Quadrifoglio che serve con la sua regista Attanasio. Precisa stavolta la ricezione del CUS, palla di Puzzu che però viene rigiocata. Attanasio in posto 2 per Andolfi, cerca la piazzata che non cade. Puzzu diagonale difeso, palla ancora per Marras, ancora diagonale, ancora rigiocato, palla di nuovo però alla Quadrifoglio che prova di nuovo con Marras, mette la palla in posto 6, primo doppio vantaggio per quanto riguarda le padrone di casa su 4-2. Si
lunga così il turno a servizio di Attanasio. Fuori, si lamenta Attanasio, sostiene che la palla abbia toccato prima di cadere sul terreno di gioco la gamba della giocatrice del quadrifoglio. Non è d'accordo il primo arbitro Fabio Gini, spiega molto eloquentemente: l'ho vista io e non ci sono discussioni. 4-3 quindi, palla che torna alla formazione universitaria, al servizio Bottero. Ricezione di Carta, palla affidata in due a Marras, che riesce in qualche modo a mandare la palla contro il muro cagliaritano, che non riesce a gestire il pallone. 5-3, nuovo doppio vantaggio per le ragazze di Gianni Nuvoli, e servizio nelle mani di Marras. Lai dal centro per Ollecker, in qualche modo la palla va giù. 5-4. Cus riprova l'aggancio con il servizio di Manconi e la palla arriva di nuovo in campo del Cus, che tenta l'attacco dalla centro, non riesce, allora si affida a Puzzu, niente da fare. Marras si difende in qualche modo la formazione universitaria. Attanasio prova di nuovo dal centro, ma De Rosas e Murata. Allora palla per Leoni, ancora una difesa del Cus. Lai dà la palla a Manconi, il suo diagonale viene difeso. Leoni non di potenza, Lai cerca di servire Ollecker ma non va giù. Ancora Leoni, ancora appoggiata. Adesso le due squadre hanno paura di forzare, non ha paura invece Chiara Puzzu, che in diagonale ottiene il 5-4, anzi è il 5 pari per Chiara Puzzu. Intanto a terra Ollecker, che però non ha problemi, si rialza subito, conforta le sue compagne sul non essersi fatta niente. 5 pari, palla di nuovo nelle mani del Cus Cagliari, specificatamente nelle mani dell'opposta Manconi. Attacco da posto 2, ma rigioca il Cus Cagliari. In bagger di Lugi per Puzzu, non chiude la palla, prova la posto 2 Andolfi, toccato a muro, si rigioca, riprova Leoni, ancora una palla appoggiata, ancora Lai per Puzzu, che continua la soluzione di potenza ma ancora non cade. Marras anche in questo caso difende il Cus, ma Manconi non se la sente di forzare, offre una free ball alla quadrifoglio. Ancora attacco di Leoni, ma ancora si rigioca, stavolta però la palla offerta da Manconi in bagger per la sua compagna di squadra Puzzu supera la giocatrice di posto 4 senza possibilità di rigiocarla. 6-5, ancora avanti la quadrifoglio e servizio affidato alla numero 10 De Rosas. Ricezione di Prisco precisa, Lai in bagger per Puzzu, non chiude. Attanasio prova la palla in 2 per Andolfi, ricostruita. Lugi in bagger per Manconi, ancora Attanasio prova a rendere la palla giocabile per le sue compagne, ci riesce ma niente da fare su questa scelta di Lai di forzare il gioco al centro con Ollecker. 6 pari. Le due formazioni sono decise a provare a fare il massimo, ora o mai più per entrambe, ora e mai più per la quadrifoglio, per chiudere
in 4-7, ora ma più per il Cus Cagliari per arrivare al tie break e rimettere in discussione un match nato tutto in salita. Leoni in attacco, posto 5 pieno per quanto riguarda l'attaccante classe 2002 Camilla Leoni, che riporta avanti la sua squadra, e servizio affidato nelle mani dell'opposta Andolfi. Luci in bagher o Lecker per Prisco, la palla è passata nonostante le proteste delle giocatrici della Quadrifoglio. Il secondo arbitro Simonetta Dore dice che la palla del Cus è passata dentro il campo di gioco, quindi pareggio per la formazione ospite nonostante le forti proteste del pubblico di casa. 7 pari. Al servizio Jean-Marie Ollecker. Attacco di Leoni, la palla è toccata dalla rete, è toccata dal muro. In questo caso il primo arbitro Fabio Gini dà ragione alla giocatrice della Quadrifoglio, incurante delle proteste cagliaritane. 8-7 e servizio per Leoni. Sezione di Prisco, bagher di Lai per la stessa Prisco, rigioca Quadrifoglio, Marras in diagonale, in qualche modo fa buona guardia la difesa cagliaritana. Attacco di Prisco, non chiude ancora Marras, è fuori il muro di Lai per il nuovo doppio vantaggio delle padrone di casa. 9-7. Due punti di vantaggio e ancora servizio nelle mani di Leoni. Ed è un ace di Leoni che con una palla molto profonda sorprende la ricezione di Puzzu, mentre non prova neanche a intervenire Manconi. 10-7, primo più 3 della quarta frazione per Porto Torres. Leoni, ricezione di Luci, in bagher, Lai per Prisco che piazza un diagonale profondo che permette alla sua squadra di accorciare le distanze. 10-8. Due punti da recuperare per le universitarie che ci riprovano a partire dalla battuta di Lai. Attanasio per Marras, elude il muro ma non la difesa. Lai per Prisco, diagonale, difesa da Marras. Attanasio serve ancora la sua giocatrice numero 9, difende in qualche modo il Cus. L'attacco dal centro la numero 3 Pagano viene sanzionato per un'invasione dal direttore di gara Fabio Gini. 10-9, dal -3 al -1 per le universitarie. Ancora al servizio con Lai. Carta per Attanasio, cerca la soluzione dal centro, non si intendono sul tempo di attacco, ma la palla piazzata a De Rosas elude comunque la difesa delle giocatrici del Cagliari. Nuovo +2 sull'11-9 per la Quadrifoglio e il servizio affidato alla numero 3 Giulia Pagano. In rete il servizio di Giulia Pagano, torna sotto di un solo punto la squadra allenata da Matteo Gramignano, che continua a dare indicazioni alle sue ragazze.
un punto da recuperare e servizio nelle mani di Prisco. Al salto Marras, stavolta il suo attacco va di un soffio fuori. Il muro avversario ha preso la palla di Marras ma non è riuscito a direzionarla verso il campo, offrendo così il fianco all'attacco delle padrone di casa. 12-10 e dai 9 metri tocca ad Attanasio far ripartire l'azione. Luci, primo tempo dal centro, non cade, sì invece l'attacco del numero 7 Bottero, palla non di potenza ma piazzata in modo da non riuscire a essere difesa dalle giocatrici turritane. 12-11 e al servizio ci va la stessa Bottero. Marras è un palla che può essere solo rigiocata come free ball per quanto riguarda il Cus, che ne approfitta subito col primo tempo di Ollecker, ben servita dalla sua capitana Lai. 12 pari, di nuovo le due squadre fianco a fianco in questa quarta frazione dove nessuno vuole mollare. Al servizio ancora il Cus e ancora la centrale Carola Bottero. In difficoltà la ricezione della quadrifoglio, palla ancora offerta alla centrale Ollecker che stavolta sceglie la palla piazzata. 13-12. Primo vantaggio della formazione universitaria in questo quarto parziale. Tempo di Gianni Nuvoli e per noi linea alla regia. Si torna in campo, quarto set della prima sfida fra Quadrifoglio Porto Torres e Cus Cagliari. Il Cus Cagliari ha un punto di vantaggio, 13-12, e riparte dal servizio affidato alla centrale Bottero. In rete il servizio di Carola Bottero, errore che propizia il nuovo pareggio fra le due formazioni in campo e il Quadrifoglio riaffida le sorti dell'approssimazione al servizio di Marras. In difficoltà la ricezione di Puzzu, non si capiscono Puzzu e Prisco su chi dovesse intervenire su questa palla a metà fra le due posizioni. Il tutto diventa un ace per quanto riguarda Marras, che così ridà il vantaggio ai suoi colori e si ripropone al servizio. Stessa battuta di poco fa, ma stavolta è Prisco che interviene in ricezione. L'attacco di Puzzu va a buon fine nonostante il tentativo di muro avversario. Nuova parità e stavolta a far ripartire l'azione per la formazione universitaria sarà l'opposta, Manconi. In difficoltà la ricezione di Marras su questo servizio tagliato di Margherita Manconi. Ancora il naso avanti per quanto riguarda il Cus Cagliari. 15-14 e nuovo servizio per Manconi.
che ripropone lo stesso tipo di servizio, ma stavolta la ricezione di Marras funziona, nonostante non riesce a rigiocare la palla in maniera efficace a quadrifoglio, così non ci riesce neanche il Cus. Risolve tutto Camilla Leoni con un attacco dei suoi, nuovo 15 pari e nuovo turno al servizio per le padrone di casa, per la numero 10 Maria De Rosa. Buona la ricezione di Prisco, ma si rigioca solo una palla piazzata per il Cus. Attanasio invece riprova il gioco con Leoni, che ha ragione del muro di Ollecker, e là torna avanti la formazione di Gianni Nuvoli, 16-15. E nuovo turno al servizio per Maria De Rosa. In rete in maniera netta la battuta di De Rosas, nuovo pareggio, quindi 16-16. E adesso il momento di far ripartire l'azione del Cus Cagliari con la numero 1 Puzzu. Marras, Attanasio per Leoni, prova a sfondare ma stavolta esagera con la sua diagonale che va un buon mezzo metro fuori dal campo avversario lateralmente. 16-17, in 2 azioni ribaltato il punteggio, di nuovo avanti il Cus e di nuovo al servizio Puzzu. E stavolta è Carta a incaricarsi della ricezione, ci prova Andolfi da posto 2, difende in qualche modo il Cus, ma la palla torna alla quadrifoglio e Leoni stavolta non si fa pregare, passando in lungolinea sulla destra del muro offerto da Flavia Lai. 17 pari. Al servizio l'opposta della quadrifoglio, Aurora Andolfi. Ricezione staccata di Puzzu, palla per Prisco, attacco difeso, tenta di servire Leoni la regista, ma il muro del Cagliari stavolta fa buona guardia sull'attaccante turritano. 17-18. Passa ancora avanti la formazione universitaria in questo infinito testa a testa. Al servizio Ollecker, molto lungo il servizio di Jean-Marie Ollecker, che rimane veramente sconfortata da un errore così evidente. Non si interrompe questo lunghissimo testa a testa fra le due contendenti. E dal servizio adesso si va per la Porto Torres Leoni. Puzzu in difficoltà in ricezione, ace di Camilla Leoni. 19-18. Si riprova dai 9 metri l'attaccante turretana. Stavolta è Luci a ricevere, palla a Prisco, murata, e la palla viene poi toccata da una sua compagna e gettata fuori campo. 20-18, doppio vantaggio per la quadrifoglio. Tempo di Matteo Gramignano, per noi linea alla regia.
campo Quadrifoglio Porto Torres e Cus Cagliari, quarto set, 2-1 per la Quadrifoglio, 20-18 per la stessa formazione turritana nel quarto set. Servizio di Camilla Leoni. Luci, Lai per Prisco, attacco in diagonale, va giù. 20-19, tenta la reazione la formazione ospite, uscendo con un attacco deciso dal tie break, scusate, dal time out. E adesso prova a pareggiare i conti, ripartendo dal servizio di Flavia Lai. Andolfi in ricezione, Marras, Murata, ributta la palla dall'altra parte Prisco, Attanasio sceglie l'azione concertata, la palla di Marras tocca il muro ma cade nel campo avversario. 21-19, nuovo +2. Al servizio per la Quadrifoglio la numero 3 Pagano, ma viene chiamato un cambio, entra la numero 1 Martina Notarbo al servizio per quanto riguarda la Quadrifoglio. Palla lunga di Martina Notarbo, non era certo questo che si aspettava il coach Nuvoli, che però comunque dà il 5 alla giocatrice che esce dal campo. Nuovo tentativo di aggancio del Cus, al servizio Prisco in salto, decisamente sbagliato il servizio di Marta Prisco. 22-20, 2 punti di vantaggio per la Quadrifoglio, che adesso manda al servizio la sua palleggiatrice Clarissa Attanasio. Ricezione buona, ma non può attaccare in maniera efficace il Cus. Nuova possibilità per Marras, ricostruisce la squadra cagliaritana. Puzzu, palla lunga attaccata ma non contenuta da Carta. 22-21, la formazione di Gramignano accorcia ancora le distanze. Intanto esce la numero 7 Bottaro al servizio, entra di nuovo Mosso Frau, una mossa eventualmente abituale per la formazione di Gramignano. Ricezione in difficoltà, ma può rigiocare Leone, scusate, anzi Notaro. Diagonale di Puzzu che rimette le cose in parità. 22-22 e il quarto set si assegnerà nelle ultime 6 azioni. Ripartendo dal servizio della neoentrata Viola Mosso-Frau. Attanasio in bagger per Andolfi, la palla viene assegnata alla Quadrifoglio, infrazione del Cus, un errore che può costare caro alle ragazze di Gramignano. 23 Quadrifoglio, 22 Cus. Al servizio la numero 9 Marras, errore in ricezione di Puzzu, palla a terra. 24-22, tempo per Gramignano, linea alla regia.
Quadrifoglio a un punto dalla vittoria in questo primo confronto della finale della C femminile di pallavolo. 24 per la Quadrifoglio, 22 per il CUS. Servizio affidato a Marras. Riceve di palleggio Puzzu, che poi riceve la palla di Lai. Attacco di Puzzu, in qualche modo controlla la Quadrifoglio, che però deve offrire una free ball. Primo tempo solo appoggiato di Hollecker. In bagger per Leoni, palla giù. 3-1, 25-23, 25-18, 21-25, 25-22. La Quadrifoglio Porto Torres fa sua gara 1 della finale regionale per andare alla B2 femminile di Porto Torres, la B2 femminile di pallavolo contro CUS Cagliari. Festeggiano le ragazze di Gianni Nuvoli, recriminano quelle di Matteo Gramignano. Adesso la sfida si sposterà a Cagliari sabato 24 ed eventualmente per gara 3 sabato 31. Chi vince 2 partite va in Serie B, chi perde invece rimarrà in Serie C. Da Fabio Freso è tutto, un ringraziamento a Salvatore Chicco Più per la parte tecnica. Noi ci risentiamo con le dirette di Direct Sport